Oggi c'è stato comunicato dal distretto, dalla ASL, che c'è stata una lavoratrice, un'operaia risultata positiva al Covid. E la stessa ASL ha comunicato che era opportuno che altri lavoratori che lavoravano insieme a questa persona andassero immediatamente a fare il tampone. Coronavirus, la paura del contagio entra in un'altra grande azienda della marca. Dopo i tamponi effettuati ad alcuni lavoratori dell'Electrolux che erano entrati in contatto con operai della Tre Valli di Vazzola, l'esito ancora non si sa, la positività di un'operaia di una linea di premontaggio apre un nuovo fronte. 7 operai che lavoravano a stretto contatti con la donna sono stati sottoposti a tampone. L'attività della linea interessata è stata sospesa. La lavoratrice contagiata, che secondo quanto si è appreso era in quarantena fiduciaria per positività della figlia, sarebbe risultata positiva al secondo tampone. Operaia che però lunedì era a lavorare e pertanto la preoccupazione dei lavoratori è che ci possa essere stato un contagio. Noi ci auguriamo di no, hanno mandato a fare i tamponi, avremo il risultato quanto prima e i lavoratori in tutti i casi, finché non hanno il risultato negativo, non rientrano al lavoro. In attesa dei risultati dei test, le RSU non hanno intenzione di chiedere misure diverse da quelle concordate tra azienda e ULSS. Chiaro è che se il numero dei positivi dovesse aumentare dovremo prendere decisioni decisamente più drastiche che servono a tutela assoluta dei lavoratori. Non faremo l'operazione AIA.